Il comprensoro sciistico Faloria Cristallo comprende 15 piste da sci, 5 nere, 8 rosse e 2 blu e 7 impianti di risalita, una funivia che parte dal centro di Cortina, 5 seggiovie e uno ski lift. È uno dei comprensori più apprezzati per le discese mozzafiato, pieni panorami, ma ancora di più perché è un comprensorio che chiude il 1° di maggio. Classiche sono le piste della Stratondi, del canalone Franchetti e la pista Vittelli, che ospitò le Olimpiadi di Cortina del 1956 e più precisamente nella disciplina dello slalom gigante. Oggi incontreremo il presidente del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Veneto, Luigi Borgo. Grande presidente! Grande Luca! Come stai? Bene, grazie, tu anche? Dove mi hai portato oggi? Al corso di formazione Maestri Sci del Veneto. Oggi partiamo con il primo modulo e siamo qui in Faloria e ci sono tutte e 3 le formazioni, alpino, fondo e snowboard. E più o meno siamo più di 100, quindi 100 nuovi ragazzi che diventeranno maestri di sci e professionisti di questo scenario straordinario che è la nostra montagna veneta. Quindi tu che sei il presidente gestisci l'istituzione del collegio maestri che gestisce la formazione maestri Certo. e l'aggiornamento dei maestri di sci in carica che devono ogni Certo. 3 anni presenziare l'aggiornamento. Spiegaci un attimo come funziona l'iter del maestro di sci. Beh, per diventare maestri di sci bisogna partecipare a un bando regionale, è la regione che lo istituisce. Il corso consta in 90 giorni, c'è una prova di selezione composta da un gigante molto selettivo e poi la prova degli archi che tra l'altro l'abbiamo fatta proprio qui. Coloro che passano poi inizieranno questo percorso che si sviluppa, si declina in 14 moduli e 2 anche di teoria, quindi sono 16 tutti i moduli e dopo 90 giorni i promossi diventeranno maestri di sci e saranno dei professionisti della montagna e poi devono essere anche dei professionisti dell'accoglienza. Con la Regione Veneto stiamo proprio cercando di lavorare su quello che deve essere un po' lo spirito dell'accoglienza nel Veneto. Quindi un maestro di sci che garantisce non solamente l'accoglienza, non solamente l'aspetto tecnico, ma che garantisce anche la sicurezza in pista e fuori pista. Assolutamente, io credo fortemente nella parola professionista. Il professionista è pro fides, una persona a cui ti rivolgi e fai un atto di fiducia nei suoi confronti. Tu lo segui in modo quasi cieco nei suoi confronti. Se lui ti porta per una pista nera, tu gli vai dietro e il professionista deve garantire che tu sia in grado di affrontare quella pista nera. Noi fin dall'inizio del corso vogliamo dar loro una divisa. Quando gli abbiamo detto, li abbiamo investiti di questa veste che è una veste di responsabilità. Fin dalla proprio la prima ora che loro sciano con noi, sciano con l'abito del Collegio Veneto e devono portarlo con fierezza, con orgoglio, ma anche con tanto senso del dovere e del rispetto, perché è una divisa che identifica non solo loro, ma tutti i maestri del Veneto e quindi tutti i maestri italiani e direi europei. Bene ragazzi, allora oggi partiamo con il modulo, con le 3 discipline, alpino, fondo e snowboard. Siamo qua in Faloria. Con Luca verremo a vedere proprio le varie attività, sceremo assieme e quindi ogni gruppo lavorerà nel luogo più adatto. Qui noi abbiamo il nostro gruppo docenti, gli istruttori nazionali della FISI e poi abbiamo tutto il consiglio direttivo del Collegio Veneto, oltre alla segreteria. Gli istruttori lavoreranno proprio come docenti, mentre i consiglieri seguiranno proprio i lavori affinché tutto si svolga nel miglior dei modi. Siamo in circa 1500 professionisti e qui sulle piste abbiamo 55 ragazzi dell'alpino, 30 ragazzi del fondo e 10 ragazzi dello snowboard. Andiamo subito in pista allora. Grazie. Carissimo direttore, Ciao, buongiorno. piacere di averti visto in uno scenario pazzesco. Da favola oggi, non manca niente. Spiegaci cosa siete a fare qua.
Qua siamo a fare la formazione dei nuovi maestri di sci di fondo del Veneto. La formazione nostra è identica a quella dello sci alpino e dello snowboard, quindi abbiamo 90 giorni di corso. In questo corso andiamo a affrontare tutte le tematiche dello sci, quindi della tecnica, ma anche della didattica e poi molte materie teoriche, no? Di sicurezza, di aspetti fiscali, aspetti legali. E chi sono gli insegnanti dei nuovi maestri di sci? Allora, l'insegnante del nuovo maestro, è l'istruttore nazionale. La massima figura per quello che riguarda la tecnica, l'insegnamento della tecnica. E cos'è che chiedi agli istruttori e ai maestri come scopo finale del corso di formazione? Di essere persone complete, nel senso che sono le figure di riferimento sul territorio e quindi devono essere capaci di rispondere alle esigenze dei clienti. E comunque sono i punti di riferimento dei vari campi scuola o dove dopo andranno a operare. Molti di questi faranno anche gli allenatori, e quindi, perché per essere allenatore uno deve essere maestro, e quindi il maestro è il primo passo per dopo fare tante altre professioni. Cercare di abituarsi ad una relazione che non è solamente la relazione con la persona ma anche con l'ambiente. Tu ce lo puoi dire anche come ci si relaziona con l'ambiente, visto che mi sembra che tu abbia, oltre alla figura di istruttore nazionale, anche tu sia guida alpina, giusto? Sì. Uno più competenze ha, più riesce trasversalmente a unire le cose e a diventare un qualcosa di più completo. Grandissimi docenti, grandissimi allievi, la persona che viene ad imparare a sciare deve essere fiera, non deve vedere l'ora di avere questi ragazzi che così competenti e così abili rispondano alle loro esigenze. Sì, grazie mille. Ciao, grazie. Andrea. Ciao Pietro, com'è? Benone, grazie. Tu anche? Ben arrivato a Cortina. Grazie. Nevi, hai visto siamo in aprile e si scia meglio che a gennaio. Spettacolo allo Dai, stato puro. È un piacere, oggi abbiamo altri 2 istruttori oltre a te. Sì. È sempre un piacere avervi e insomma è un vanto anche te l'ho sempre detto, per il Veneto avere una medaglia olimpica d'oro. Oltre a quello dimostra anche il fatto che la passione non finisce con l'apice delle gare. Ho voluto arrivare anche a essere istruttore perché la passione non finisce con solo un pettorale addosso. L'importante è che ci sia la neve, finché c'è neve c'è speranza, lo dico sempre. Dai, andiamo a lavorare. Grazie, buona giornata, ciao. Ciao. Buongiorno ragazzi, per la lezione di oggi utilizzeremo questo tratto di pista soprattutto con la tecnica di pattinaggio. Come ben sapete nello sci di fondo, oltre a quella, abbiamo anche la tecnica di discesa e la tecnica classica. Faremo dei collegamenti di passi della tecnica di pattinaggio, quindi partiremo con il passo lungo per passare al doppio, e poi in leggera salita al corto. Affronterete un breve tratto di discesa, prima a spazzaneve e poi con delle curve a sci paralleli. Grande Maurizio Rudatis, detto Mizzi, direttore dei corsi di formazione di snowboard. Ecco, Mizzi, raccontaci cosa vuol dire diventare maestro di sci di snowboard. Diventare maestro di sci di snowboard è un percorso che si svolge in un anno. Chi passa le selezioni, quindi è idoneo a seguire il corso, comincia con i primi moduli. Noi ne abbiamo 15 più 2 di teoria.
Lo snowboard è sempre stato considerato un po' più trasandato, mentre invece c'è la stessa identica professionalità da questo punto di vista. Va da quello che è il rispetto dell'ambito montano, quindi della nostra montagna, del nostro luogo dove insegniamo. Questo ci permette di avere dei maestri formati che danno il massimo del servizio all'allievo che arriva alla scuola di sci. Lo snowboard è fatto di hard e di soft, quindi ci sono delle discipline anche all'interno dello snowboard, come all'interno dello sci alpino. Esatto. Diciamo che la maggior parte delle persone, degli allievi che si avvicinano allo snowboard, si avvicinano perché hanno magari avuto delle esperienze in skate, quindi si avvicinano per curiosità al park. Ecco, qua è una disciplina olimpica, quindi abbiamo delle tavole diverse, abbiamo delle tavole soft con le quali fanno le evoluzioni, quindi entrano in park. Lo stesso tipo di tavola, magari in maniera diversa, può essere usata in pista, quindi uno il mountain. Al contrario, il concetto di hard, abbiamo lo scarpone rigido, la tavola più performante in pista. Bello sarebbe poter avvicinarsi e fare entrambe le cose, quindi in una giornata dove la neve è dura o ghiacciata mi troverò più a mio agio con una tavola hard che con una tavola soft. Tutto ciò fa parte del pacchetto snowboard. Grazie, mi hai appassionato, grazie di cuore. Prego. E complimenti ai tuoi voi. ragazzi, mi vuol dire fiducia. Grazie. Grazie mille. Bene ragazzi, adesso vi propongo di eseguire una serpentina di secondo livello, dove andremo a controllare l'arco di curva e la velocità, dove troveremo un buon ritmo, un arco medio, e facciamo molta attenzione alle persone che ci sono oggi in pista. E bando alle ciance, via! Ok ragazzi? Ok. Allora, secondo te hai controllato? Hai continuato ad aumentare la velocità, quindi cerca di chiudere un attimino di più, ok? Ok, cerchiamo di fare la curva di dita come la curva di talloni nella stessa maniera. Ciao Edo. Buongiorno Luca, come andiamo? Benissimo. Giornata eccezionale. Giornata eccezionale e siamo proprio nella pista dove sono state fatte le selezioni per i maestri di sci. Montefaloria, ai primi di marzo abbiamo scelto i migliori veneti e delle regioni limitrofe. La pista è una pista nera, si chiama la Franchetti, del Baron Franchetti, dove abbiamo potuto eseguire 3 diversi archi, uno un pochino più piccolino, uno medio e uno molto grande. Ai primi di aprile siamo partiti col corso, sempre qui in zona Dolomiti, e è partito l'iter dei 90 giorni e all'interno di questi una decina di teoria con degli esami finali. Quindi siamo noi istruttori di sci alpino che andiamo a formare questi maestri di sci. È ovvio che il maestro è completo, è colui il quale è capace di sciare in qualsiasi situazione, ma soprattutto di insegnare la tecnica. Quest'anno per l'esattezza avevamo un 110-120 partenti, di questi sono stati selezionati 55 ragazzi. Con la modalità del buon lavoro di questi istruttori che vedete qui a fianco a me, riusciamo a portarli a diventare dei buoni maestri del futuro. È anche giusto dare lustro agli istruttori Amelia Bisicchia, Alberto Casaro, Fabio Larese e Cristian Ciprian, nonché ci sono altri istruttori chiaramente che prenderanno parte come corpo docente al corso di formazione. La bellissima cosa è che questi maestri non
insegneranno solo a sciare agli allievi, ma li appassioneranno, quindi metteranno al centro la persona. Questa è un po' la missione, diciamo, del maestro di sci italiano, direi, che la federazione cerca di impartire. E il corso maestri del Veneto è proprio strutturato per questo tipo di finalità: essere dei grandi professionisti della montagna e far cultura della montagna, in modo che tante persone possano avvicinarsi attraverso loro a questa meraviglia. Quindi sciate con noi e sciate in sicurezza. Certo. Giusto, grazie. Grazie. In una stagione diversa, cosa fa il maestro di sci alla casa del maestro? Beh, oggi andremo a vedere intanto la bellezza di questa casa denominata del maestro a Belluno in piazza San Lucano in Borgo Pra. La casa del maestro è un luogo di cultura, è un luogo di innovazione, dove alle spalle potete vedere al secondo piano la sala conferenze dove si riuniscono i maestri di sci per gli aggiornamenti dei maestri e per la formazione dei maestri. Quindi il maestro di sci viene durante la stagione primaverile, estiva e autunnale, viene formato nella cultura, nella didattica, e l'amministrazione continua a lavorare dal punto di vista burocratico, dal punto di vista dei progetti e dal punto di vista delle innovazioni. Quindi il maestro di sci a 360 gradi, dal 1° gennaio al 31 dicembre. E beh, approfitto per chiedere al Presidente come si svolgono i lavori, quali sono i ruoli dei vari consiglieri e il perché c'è un consiglio soprattutto. Noi abbiamo un consiglio direttivo che si riunisce circa 12, 13, anche 14 volte all'anno, quindi mediamente una volta al mese. I nostri consiglieri sono molto attivi e tutti hanno un ambito di competenza. Vicino a me c'è Armando Del Zordo, che è il vicepresidente e segue soprattutto gli aggiornamenti. Al suo fianco c'è Michele Sartori, che segue invece la formazione, che è il punto, diciamo, centrale della nostra attività, e quindi è il momento in cui il collegio si rinnova nei giovani maestri. E poi vicino a lui c'è Fulvio Valta, che anche lui ha un ambito molto importante, che è quello delle scuole di sci. Lui tiene le relazioni tra le scuole, va nel territorio a capire quali sono le esigenze e le istanze dei vari direttori e dei consigli direttivi delle stesse. Abbiamo poi Andrea Villanova, che invece segue le specializzazioni. Lo scorso anno ha fatto una veramente importante specializzazione nell'insegnamento ai disabili. Vicino ad Andrea c'è Dino Gobbo, anche lui è responsabile delle specializzazioni, ma delle specializzazioni tecniche, e quest'anno ha seguito la specializzazione del Telemark, di cui è stato anche presidente della commissione. Vicino a Dino Gobbo c'è Manuel Andric. Manuel Andric è l'altra parte, diciamo, di Michele Sartori, perché segue tutta la formazione per quanto riguarda la disciplina del fondo e dello snowboard. E vicino a lui c'è Alessandro Molin, che è invece il custode con la C maiuscola di questa casa, che è un luogo non solo di formazione ma di cultura dello sci. Noi abbiamo sempre detto che qui sì, amministriamo lo sci veneto, ma vogliamo anche pensare allo sci, perché amministrare lo sci significa dedicarsi allo sci, ma pensare allo sci significa dare futuro allo sci, che è qualcosa di diverso. Nel giugno scorso sono stato eletto presidente del College Nazionale e ci tenevo a far sì che Belluno fosse la capitale dello sci italiano, e quindi abbiamo proprio organizzato qui, ospitato qui tutti i presidenti e tutti i delegati dei vari collegi regionali italiani, che sono stati entusiasti non solo della nostra ospitalità, ma anche del luogo in cui li abbiamo ospitati, la casa dei maestri sci del Veneto, che l'hanno proprio riconosciuta, hanno sentito proprio il profumo della passione per lo sci, della cultura dello sci. Beh, complimenti, perché poi in un mondo in continuo cambiamento e veloce anche dal punto di vista del cambiamento, questi sono ruoli che, se coordinati in un modo continuativo, possono non solo dare progresso ma soprattutto innovazione, quindi complimenti a tutti.